ringrazio tutti gli amici di Forza Italia per averci dato questa opportunità questa mattina di stare assieme, perché Forza Italia è un partito che ha il Presidente della Regione, governa un percorso politico da protagonista in Sicilia, però devo dire che ha rispetto per tutto il centrodestra, e io nella qualità di segretario regionale del partito dell'UDC dico che noi appoggiamo questo governo con lealtà e senso di responsabilità, anche perché è un governo che sta lavorando bene, trovando una macchina impastoiata, si veniva dal Covid molto spesso, e alcune difficoltà non si riescono a capire perché viviamo all'ultimo atto. Ma è un governo che sta approvando una finanziaria, poi da 20 anni che non si approvava una finanziaria, nel mese di dicembre è stata concordata di approvarla ai primi giorni di gennaio, anche perché siamo sotto le feste, e questo la dice tutto del buon governo che c'è in Sicilia. È chiaro che viviamo in un tempo, e questo è un Natale particolare, dove c'è la guerra in Medio Oriente, dove c'è la guerra in Ucraina, e noi viviamo di una grande difficoltà in questo paese. E devo dire che anche la Meloni, il governo nazionale, sta facendo molto bene, perché sta governando un governo di un momento storico di grande difficoltà, lo sta governando bene, stiamo acquisendo autorevolezza a livello internazionale, perché da tanto tempo non c'era questa autorevolezza. Oggi dico che questo centrodestra è veramente capace di governare le difficoltà, le tante difficoltà che vive questo Paese. E diceva bene Giussi che oggi serve mettere al centro l'uomo, c'è bisogno delle necessità, le difficoltà che vivono i cittadini. Hanno fatto il reddito di inclusione, che è importantissimo, perché il reddito di inclusione significa che deve essere preparato a lavorare per il lavoro, non si potevano pensionare i ragazzi a 20 anni. Quindi, e poi la coperta è quello che è. I soldi sono quelli che sono, e quindi dobbiamo saperci gestire con quello che offrono le casse della Regione e le casse dello Stato. Io dico, sono convinto che assieme questo Paese supererà le difficoltà e ritornerà a splendere come nel passato. Grazie.